Un motociclista di 45 anni ha perso la vita in un terribile scontro a pochi metri da casa sua. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Metti like e iscriviti al canale per stare aggiornato sulla cronaca stradale sarda. La vittima è Roberto Basciu, padre di 2 figli piccoli di soli 6 anni e 6 mesi. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale Secca-Sarideli, a Quartu. L'uomo viaggiava sulla sua Kawasaki quando, per cause ancora da accertare, è finito sotto un'auto. L'impatto è stato così violento che la moto è rimasta incastrata sotto il veicolo e i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarla. Ma com'è possibile che una strada così nota per la sua pericolosità non sia ancora stata messa in sicurezza? I residenti di questa zona di Quartu denunciano da tempo la criticità del tratto, già teatro di altri gravi incidenti. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La polizia locale di Quartu ha effettuato i rilievi e inviato un rapporto in procura, mentre si attende la decisione del magistrato sul sequestro dei mezzi. Questa tragedia colpisce una famiglia giovane e l'intera comunità sarda in un giorno che doveva essere di festa. Cosa deve succedere ancora perché le strade dell'Hinterland di Quartu diventino non sicure? Se ti va di parlarne, la porta è sempre aperta. E mi raccomando, continua a seguirmi per non perdere i prossimi aggiornamenti sulla cronaca della terra sarda. Ovviamente ti ringrazio per aver guardato o ascoltato questo video. Ti saluto e ti auguro un bel proseguimento di giornata. Alla prossima.